Bentornati a una nuova puntata di Biasantes. Oggi in questa particolare puntata parliamo di letteratura sarda, nello specifico di un romanzo di Pompeo Calvia intitolato Chiteria. Ce ne parla, come sempre, Bruno Lombardi. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te. Buongiorno. Buongiorno. Ho introdotto bene, ho detto giusto? Assolutamente sì. Cosa ho detto esattamente? Che manco io lo so. Beh, non conosco il romanzo. Chiteria è un importante romanzo della letteratura sarda, appunto scritto da Pompeo Calvia, che è uno dei padri della lingua sassarese scritta dal punto di vista poetico, insomma, considerato in questi termini, quindi un nostro concittadino illustre, cui recentemente io stesso mi sono occupato del centenario della morte, appunto nel 2019. E questo romanzo è importante perché tratta la storia, la vicenda di una donna, quindi c'è la figura di una donna e oggi celebreremo questo appunto, di questa Chiteria che è la figlia di Leonardo Alagon. Ma andiamo un attimino per far capire meglio agli amici a casa di che cosa esattamente parla questo romanzo. Questo romanzo è stato scritto nel 1897 da Pompeo Calvia e tratta appunto le vicende che seguono la battaglia di Macomer del 1478 tra appunto Leonardo Alagon e i marchesi, quindi il marchesato di Oristano, quindi coloro che dovevano in qualche modo essere i continuatori dei vecchi giudicati, diciamo così, anche se oggi sappiamo che in realtà non è così, contro quelli che erano ormai già gli aragonesi stabilizzati qui in Sardegna, quindi contro il regno stesso di Sardegna. In questa battaglia, dopo questa battaglia, alcuni figli di Leonardo Alagon vengono presi prigionieri e portati a Sassari e rinchiusi nel castello di Sassari come Chiteria, che è una delle figlie di Leonardo Alagon. Pompeo Calvia traccia questa vicenda, ovviamente dal punto di vista di un romanzo, quindi ecco che c'è la parte storica, diciamo così, ma poi c'è appunto la parte ideale, no? Idealistica, idealizzata del romanzo. Perché parla di Chiteria? Perché trattare proprio questo ruolo? Beh, siamo nell'Ottocento. Nell'Ottocento la donna deve essere rivitalizzata, rivissuta dal punto di vista anche del tema dell'amore, ma anche della libertà stessa. Pompeo Calvia viene da una famiglia molto liberale, quindi è una donna intelligente, Chiteria, quindi è una donna non solo bella, è una donna però coraggiosa. È forse una nuova Eleonora d'Arborea, così legata a questi temi, no? Insomma, della terra. Oggi noi sappiamo che Leonardo Alagon in realtà non era sardo, ma è nato a Saragozza, quindi non ha realmente lottato per gli ideali di una Sardegna indipendente, ma per le solite signorie, no? E i potentati che si scontravano in quel periodo. Però questi elementi in Chiteria esistono e quindi vengono portati avanti in questa nuova forma o questo inizio di indipendentismo, se vogliamo, che è una corrente che ha preso un po', insomma, un po' tutti, no? Anche i grandi scrittori del tempo. Ma lo vediamo anche in Grazia Deledda, se vogliamo, questo grande amore per la terra, e Luigi Falchi, anche Enrico Costa. E questa corrente viene riportata all'interno di questo romanzo, dove all'interno stesso del romanzo, oltre alla tematica dell'amore, perché Chiteria si innamora di questo Pirino Unali, che è un pittore, ma questo pittore, ricordiamo anche che nella realtà Pompeo Calvia era anche un pittore, quindi forse c'è una forma, no? Un po' come dire personale all'interno di questo scritto, c'è la presenza dell'arte, dei monumenti abbattuti. Infatti il castello di Sassari è stata una delle grandi piaghe, se vogliamo, per quanto riguarda l'abbattimento dei monumenti, quindi la non conservazione di queste tracce storiche, per cui Pompeo Calvia stesso si era abbattuto. Si era abbattuto e noi sappiamo che il castello di Sassari intorno al 1878 circa viene abbattuto, e quindi è stata una gravissima. Un grosso errore sicuramente. Certo, così come la finestra gotica che ha ispirato questo romanzo, una finestra gotica posta oggi, ancora oggi c'è la palazzina che insomma di fianco a Zara, no? Non per fare della pubblicità, insomma il centro commerciale, sulla piazza Azzoni, e quella era la palazzina di Rosa Gambella e di Don Angelo Marongio. C'era una finestra gotica. Pompeo Calvia ha abitato per tanti anni a fine Ottocento in quella palazzina, e quella finestra, che rappresenterebbe il trionfo di Don Angelo Marongio dopo la battaglia di Macomer
così insomma all'interno di Sassari, descritta benissimo, è molto molto interessante la descrizione all'interno del romanzo di Chiteria fatta da Pompeo Calvia. Questa finestra è andata perduta a fine 800. Appena poi i Calvia sono praticamente andati via da quella palazzina e oltretutto hanno restaurato loro stessi quella finestra, da quel momento c'è stata la fuga, quindi la svendita di quella finestra al di là del mare, per varie vicissitudini. E questo quindi è il punto centrale di Chiteria, del romanzo. Elevare l'amore e la donna, elevare la donna dal punto di vista intellettivo, elevare quello che è il tema stesso della conservazione dei monumenti, perché la vitalità dell'arte porta alla vitalità umana, alla vitalità sociale. Queste sono le due tematiche importanti di un romanzo che io invito a leggere, che poi è stato già pubblicato nel 1902 nella Sardegna Letteraria. È stato già pubblicato, certo, è possibile trovarlo? Certo, è possibile trovarlo in commercio. Io invito a leggere la prima forma, quella che è stata pubblicata, che si può trovare in tutte le biblioteche o negli archivi, quindi nella rivista Sardegna Letteraria, dove all'interno ci sono anche tante altre tracce di altri scrittori importanti, come anche Grazia Deledda, Luigi Falchi, quindi è un modo per affacciarsi, per tornare al tema della finestra, a un momento storico in cui alcuni ideali non venivano persi ma venivano incentivati, mentre oggi forse dal punto di vista dell'amore, no? Dal punto di vista dell'arte, forse dovremmo chiederci a che punto stiamo. Bene, allora proviamo ad andare a leggere questo romanzo di Pompeo Calvia. Ti chiedo come sempre, giovedì prossimo? Noi giovedì prossimo proseguiremo in questa particolare trilogia, come dire, non finale, di queste sono tre puntate finali, diciamo così, per parlare di lavoro, per parlare di fatica, per parlare di un'impresa umana importantissima che è quella della costruzione delle ferrovie in Sardegna, dove troveremo ancora una volta protagonista un sardo, un sassarese. Ok, perfetto. Bene amici, allora concludiamo qui la nostra puntata di oggi dedicata, come abbiamo appena sentito, a Pompeo Calvia e il suo romanzo, mentre invece l'appuntamento lo riserviamo come sempre alla prossima settimana con Biazantes.